Amici di Bella Sicilia, con la signora Santa, la preparazione dei maccheroni come una volta, e con la figlia Yolanda ad accompagnare questo grande momento della tradizione. Signora, vogliamo un po' ripercorrere quello che abbiamo fatto oggi? Allora, avevamo deciso di fare questa pasta, i maccheroni con la busa. La busa è questa che vi sto mostrando, è questo fuscello di legno. E noi per poter fare questi maccheroni siamo andati in campagna, nella nostra campagna. Noi abbiamo il pollaio e teniamo le galline e quindi siamo andati a prendere le uova. Amici di Bella Sicilia, un giorno davvero molto e ci permettiamo di aggiungere molto speciale. I maccheroni saranno preparati dalla signora Yolanda tra pochi secondi, ma si inizia dall'ingrediente madre di ogni cosa. Da cosa, signora? Le uova, naturalmente, le uova delle nostre galline. E quindi dove stiamo andando? Stiamo andando al nostro pollaio per prendere le uova e con le quali faremo i maccheroni. Continuate a seguirci. Buonasera, andiamo a prendere quest'uovo allora. Guardate, vediamole insieme. Vedi Eccole. ecco l'uova. Quante ne hanno fatte? 8. 8. E le galline sono? 10. Questa è la media quotidiana di produzione? Sì, più o meno sì. Certe giorni 6, certe giorni 9. Restate con noi, Vedi stiamo il pane andando. dove glielo metto Vediamo. io? Ecco qua. Ah, Domani mattina lui è pronto e glielo impasto con la crusca e loro mangiano queste cose. Perciò l'uovo viene un uovo biologico, un bell'uovo saporito. ed ecco la signora Yolanda che ci attende lassù. Ed ecco gli ingredienti per i maccheroni che suo marito, guardate, le consegna, perché adesso tocca a lei. Tocca a lei, ma anche alla suocera del signor, Esatto. perché lo Alla prepareranno signora insieme. Santa. La signora Santa. Speriamo che Signora, allora le consegna le uova alla signora Ecco qua. Yolanda? Grazie. Ecco qua l'uova. 8 belle uova. Oh, vedete che sono belle. E ora non sono neanche più piccole del pollastrello, ora sono uova di galline. Abbiamo preso le uova, le abbiamo portate, abbiamo impastato la pasta, l'abbiamo fatto la pasta deve riposare, l'abbiamo fatto riposare la pasta, perché altrimenti poi non stira, non viene buona. Un paio d'ore deve riposare. E ora siamo qua da mia mamma, tutte e due che stiamo facendo il maccherone con la busa. Stendiamo la pasta a tronchetti e poi facciamo i pizzicotti. Delle gesta che un tempo venivano fatte molto frequentemente, si ricorda lei? Sì, certo, i maccheroni così venivano, non c'era macchinetta. Ora c'ho la macchinetta che poi vi faccio vedere se poi voi non riuscite a farlo in questa maniera. Nei negozietti si comprano queste macchinette a mano. Ora ve la faccio vedere una, quella che io ce l'ho. Ci parli di questa Maida antica. Sta maida è fatta appunto da un tronco di albero, viene scavata e viene realizzata dai maestri artigiani questa maida. Questa è una maida antica, vedete, l'avevano presi i tarli, però è stata trattata con l'antitarlo. Possiamo fare i complimenti a sua madre, la signora Santa. Guardate che brava e svelta. 94 anni, guardate. Signora, complimenti. Chi vuole? Complimenti, brava che fa il maccherone. 94 anni. E come sono questi 94 anni? Sì. E come sta? Come si sente? Così a così. A così, dici.
cosa possiamo dire di sua madre? La forza che ha, la tempra. Ma vede che brava. Non si ricorda come si fanno. Ne fa più di me, ne ha fatto più di me. È stata la sua maestra, possiamo dirla. Certo che me l'ha insegnata lei, io come facevo da bambina se lei non me la insegnava. Quanti figli erano? Quindi 10? 10 figli. E c'erano 10 bocche più 2, 12, 2 erano morti figli ed erano sempre... Signora, quando aveva 9 fratelli, Mamma, quando ne aveva tutti i suoi frati, Incia, come facevo? Mi facevo i maccheroni per tutti, quando ci voleva ogni anno. Quando ci stavo. E facevano tutte, qui ci faceva la pasta, qui stirava, ma tutte, ognuno faceva la sua parte. lei cosa faceva lei? Io facevo la parte già, ma svelta. Era veloce quindi. Era veloce, molto svelta. E domani maccherone con la bosa. Ma volete vedere come si è arrivato a questo momento? Continuate a seguirci perché sulla pagina Facebook di Bella Sicilia prossimamente il video completo che vi farà vedere tutti i passaggi per preparare i maccheroni a cura della signora Yolanda, che ringraziamo per tutto l'amore che profonde quotidianamente per le tradizioni e per regalarci queste grandi emozioni. Quindi seguiteci, andate su Facebook e scrivete Bella Sicilia. Ogni giorno video nuovi vi immergeranno nelle bellezze, nelle tradizioni e in tutto ciò che concerne la nostra meritevole isola. Salutiamo tutti signora, un saluto? Sì. Un saluto!